Diciamo che esistono diverse contaminazioni. Tra l'altro questo lavoro di ricerca che facciamo da anni, io, Angelo, mio fratello, che tra l'altro è l'autore di molti brani all'interno del disco, Franco De Crescenzo, lavoriamo da anni sulla possibilità di creare un linguaggio che parte dalla musica afroamericana ma risente delle nostre influenze musicali, quindi lavoriamo attraverso la melodia, sempre con composizioni originali, e quindi questo ci permette di poter esplorare i territori non solo jazzistici.
Contemporaneamente, oltre a questo progetto con Antonio, uscirà a settembre un altro disco in quintetto, sempre con Antonio ma con Pietro Condorelli, la formazione di stasera, più Salvatore Tranchini e Angelo Ferias al basso, che è un disco molto bello, tra l'altro un disco che si basa su 8 composizioni originali e interpretazioni di 2 standards, una è What's New e l'altra è Summertime. Questo è stato l'ultimo progetto, diciamo dopo questo qua di Abort Tradition uscirà quest'altro disco a settembre e poi sto lavorando a un disco nuovo, insomma c'è un bel po' di materiale, nonostante Morales sia molto recente, è uscito da pochi mesi, sì infatti. Adesso cominciamo a lavorare, noi saremo in Sicilia a fare un tour per questo disco in duo, poi subito dopo cominceremo con una serie di date dall'inizio di luglio fino a fine settembre. E io suoneremo anche tra l'altro con questa formazione, con il quintetto, faremo varie date, tra cui Camerota, giù in Calabria, in Sicilia, poi risaliremo su al nord. Io tra l'altro ho 2 date, una a Milano, una a Como, col quartetto con Morales, insomma sono date sparse, alcune cose con Antonio, sarà l'occasione per vedere. Faremo Avellino, staremo in giro un po' per tutta Italia. Grazie, un arrivederci a tutti e a presto.